Sbagliata l'intromissione romana per la sospensione e il rinvio della data del congresso regionale del PD Veneto. Parole della deputata PD trevigiana Simonetta Rubinato. Quindi io credo che in una regione che ha questa specificità, che viene dalla sconfitta elettorale, che ha bisogno di rimettersi in sintonia con la società veneta, noi dobbiamo tenere e fare delle regole aperte e non delle regole che chiudono appunto il confronto solo alle tessere di partito. Questa è la mia opinione. Tante le anime dei democratici veneti nel 2016 chiamati al voto per le elezioni del nuovo segretario dell'Assemblea regionale. Il Veneto è uscito da un congresso unitario, ha però avuto una pesantissima sconfitta alle elezioni regionali e quindi ha bisogno, l'ho detto da subito, di un congresso straordinario. In realtà il posto vacante di Domenech non c'è in questo momento perché nella speranza di celebrare un congresso si è detto evitiamo per il bene del Partito Democratico del Veneto di commissariarlo. Può essere benissimo continuata la reggenza del segretario attuale fino alla celebrazione del congresso. È che il congresso si allontana e quindi francamente la mia domanda è: come percepiscono i veneti un partito che viene sconfitto in modo così pesante, che non dà subito un segnale che ha capito di aver sbagliato, non certo per colpa del solo segretario regionale, ci mancherebbe altro, ma che attraverso un cambiamento di guida non manifesta all'esterno una forte discontinuità necessaria per far capire che abbiamo capito che bisogna cambiare?